È da poco passata la mezzanotte quando le fiamme si alzano altissime da un condominio all'angolo tra via dei Ligustri e strada sud. Notte di paura a Rosolina Mare nel pieno della stagione estiva, con turisti evacuati e costretti a dormire fuori casa, appartamenti, auto ed attività commerciali danneggiate. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Quel che è certo è che, nonostante i danni ingenti, si sono evitate conseguenze più gravi. Fortunatamente non ha registrato danni alle persone. Sicuramente la facciata del condominio, alcuni appartamenti sono stati particolarmente danneggiati, alcune macchine in sosta, ma ecco, per fortuna ecco, le persone sono state tutte messe in salvo e rifugiate anche negli alberghi per affrontare la notte. Sul posto sono intervenuti da Adria e Cavarzere i vigili del fuoco assieme alla polizia locale, i carabinieri ed il personale della Croce Verde. Fortunatamente non c'era vento ed i pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme che cominciavano già ad interessare la pineta. L'intervento insomma, è riuscito a spegnere subito alcuni focolai che si stavano sprigionando sulle chiome, evitando dei danni superiori e anche molto pericolosi, perché la contaminazione delle chiome può fare un effetto domino pericolosissimo per la località.